patria potestà. Questo è quello che dovevamo dire sul decreto. Io voglio sapere da Anna Diana, che ha una bambina di 2 anni, se a questo punto lei si sente un irresponsabile perché sua figlia non è vaccinata. Perché non mi sento un vaccinata? irresponsabile. Noi in famiglia abbiamo avuto il decesso per shock anafilattico a un esavalente, che per carità può essere anche un evento raro, ma caro Pregliasco, lei non può negare che ci possano essere degli eventi avversi, incluso il decesso per shock anafilattico, come in passato è stato fatto da tantissimi altri, tra cui Pani, Pecorelli, Signorelli, eccetera, eccetera, andando avanti. Quindi lo shock anafilattico di mio cugino, senza considerare mie reazioni avverse a delle vaccinazioni, scoperte grazie a un medico successivamente, non potute approfondire poiché scoperte in ritardo. Quindi a questo punto io vorrei sapere: 2 dirigenti ASL non si sentono di raccomandarmi le vaccinazioni, però io dovrei farle, nessuno mi vuole fare un'esenzione, ma io dovrei farle andando incontro a dei rischi, senza comunque alcuna garanzia, perché attenzione, come associazione abbiamo sempre detto, oltre al fatto della libertà di poter scegliere, abbiamo sempre detto garanzie su trasporto, manipolazione, conservazione e somministrazione. In Italia non abbiamo nulla di tutto questo, poiché è tutto a discrezione dei dirigenti ASL. Quindi tra corruzione e malasanità, se permette, non mi fido. Così, ma dai. Mi faccia finire, però le questioni separate. Senza considerare, Anna, proviamo a tenere le questioni separate. Lei ha detto, primo punto, io ho avuto delle reazioni avverse, posso supporre che mia figlia ce li abbia, posso temere che mia figlia ce li abbia. Abbiamo un caso in famiglia in cui c'è stato un evento terribile, adesso mi obbligano perché mi devono obbligare. Pregliasco? Allora, degli eventi avversi ci sono, si tratta di stabilire se quella triste storia è effettivamente correlata alla vaccinazione, e non è però un fatto genetico e non è che un cugino possa determinare una familiarità verso questi eventi. Eventi avversi ci sono, ma statisticamente e complessivamente si è visto come sono assolutamente limitati. Ma quando la figlia è la mia non è statistica, mi dispiace. Mi rendo conto questo approccio, però la vaccinazione è vista in un'ottica di protezione della comunità e i dati oggettivi epidemiologici dimostrano questo rischio-beneficio a favore della vaccinazione. Quindi secondo lei è un postulato teorico, io dovrei sacrificare mia figlia per un postulato teorico che ha l'immunità di gregge? Non deve sacrificare sua figlia, lei ha solo una paura esagerata su questi aspetti, perché ha letto molte cose che sono senza valore scientifico nella gran parte. Quindi mi spieghi gentilmente il bugiardino dell'esavalente, dove dice che non è stato testato su chi ha dei polimorfismi. I polimorfismi sono delle modificazioni genetiche presenti in oltre il 99% della popolazione. Quindi ritorniamo sul punto che lei ha detto nel discorso iniziale: eccessivamente informati. Ha ragione, perché chi vaccina informata e sta leggendo male il bugiardino, perché davvero ci sono stati milioni di vaccini eseguiti direttamente sulla popolazione, con una quota di eventi avversi segnalati dall'AIFA a livello anche internazionale, e sono assolutamente limitati. Lei non capisco come mai non si preoccupa rispetto a alcune applicazioni sui farmaci. Il 10% delle somministrazioni dei FANS, degli antidolorifici, ha degli eventi avversi pazzeschi e non ce ne preoccupiamo, invece stiamo a leggere il dettaglio magari del